Startup e università. Uno studio del Ministero per l'Economia e lo Sviluppo, in collaborazione con Infocamere e Unioncamere, mette in evidenza come la gran parte delle nuove imprese nasca laddove ci sono atenei e con essi ricerca. Uno spunto che fa dire al presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza, che la marca non può fare a meno di questa presenza se vuole investire sul proprio futuro e la propria crescita. Ma direi che è la prova del 9, dove c'è la ricerca, dove c'è l'università, c'è innovazione, c'è stimolo e soprattutto i giovani rimangono nel territorio. E è una prova, come dicevo prima, che conferma che se Treviso dovesse perdere le università o dei corsi, scenderebbe da questa lista. La Lombardia è la prima regione in Italia, il Veneto è la seconda, con quasi 400 start-up, e credo che questo sia motivo direi di orgoglio per le università venete, ma soprattutto anche per il tessuto imprenditoriale nostro, ecco. Quindi credo che bisogna continuare a investire, insistere, soprattutto perché Treviso ha già perso lo UAV, non perda altre facoltà. Occorre un impegno comune per il mantenimento dell'università a Treviso, ribadisce Pozza, ma si tratta di uno sforzo oneroso, come hanno dimostrato le cifre destinate a questo ambito da Fondazione Cassamarca, 160 milioni di euro in 20 anni. A questo proposito, per il presidente della Camera di Commercio, anche il mondo produttivo potrebbe fare la sua parte. Io credo che oltre alle istituzioni pubbliche ci possa essere magari anche un intervento del mondo dell'imprenditoria. Noi purtroppo come sistema camerale non lo possiamo più fare perché abbiamo i tagli dell'entrata del 60% e quindi più di quello, però ci sono tante realtà multinazionali nella nostra regione, soprattutto in provincia di Treviso e di Belluno, che possono dare un contributo, ma non serve un grande contributo, basta poco. È la goccia che fa il litro. Avendo tante imprese, avendo questa fortuna, con un po' di intervento, e qui la tassazione dovrebbe andare incontro in maniera più efficace, in modo tale che l'imprenditore possa aiutare anche il mondo della ricerca e il mondo dell'università,